la teleferica. Ce l'hai? Ce l'ho io qua su. Anche in destra, ce l'hai? Lavorano senza sosta i tecnici del soccorso speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che da sabato notte, quando è partito l'allarme, sono impegnati negli interventi nell'abisso Bueno Fonteno, un intricato sistema di grotte in provincia di Bergamo, per recuperare una speleologa infortunata, Ottavia Piana, rimasta bloccata, come già accadde nel 2023, nella grotta che è in gran parte inesplorata, tanto che il gruppo di esperti speleologi stava conducendo un'esplorazione programmata finalizzata proprio alla mappatura geomorfologica dell'area. Soccorritori provenienti da tutta Italia, dal Veneto ci sono 6 vicentini e 5 veronesi impegnati nella delicata operazione che si preannuncia complessa a causa della conformazione della grotta che renderebbe difficoltoso il passaggio della barella. Da ieri pomeriggio l'infortunata, che fanno sapere i soccorritori è vigile collaborativa, è stata trasportata in un punto all'interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Poi sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto, nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi. Tra loro anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sono previsti numerosi cambi alle squadre all'interno della grotta.